chi si comporta in questo modo non è un uomo. La violenza su una donna, su una bambina, è un atto di vigliaccheria come pochi. Qualcosa deve cambiare. Ci sono tanti uomini alla fiaccolata contro la violenza di genere e dalla parte delle persone, indetta dalla Will di Catania. Tutti potrebbero essere padri, fratelli, amici della tredicenne violentata alla Villa Bellini. Uomini che si vergognano di esserlo se uomini vengono chiamati. I 7 del branco di egiziani per i quali, dallo sportello ascolto su mobbing e stalking nazionale della Will, si invoca la pena certa. Io mi auguro che questi 7 vengano sottoposti a un giusto processo con delle giuste pene e con la certezza della pena. Durante il processo non vogliamo che venga sottoposta alla vittimizzazione secondaria, non vogliamo che le vengano chieste 1400 domande come è stato fatto una settimana fa a Tempio Pausania nei confronti di una donna che ha denunciato uno stupro. Finché ci sarà una sola donna minacciata non avremo pace, recita lo slogan che unisce e scatena un moto di ribellione e sofferenza. Per vivere in pace occorre che ci sia più sicurezza, occorre che si semina l'amore e non l'odio nelle scuole e che impariamo il rispetto e che squarciamo veramente queste tenebre, perché non è possibile che questi mostri in via Etnea, nella Villa Bellini, vanno a colpire una bambina. Un monito affinché le donne abusate parlino arriva proprio dallo sportello ascolto di Catania, che traccia un quadro della situazione di chi cerca aiuto. È un fenomeno trasversale, quindi che non ha un dato anagrafico ben preciso, quindi dalle ragazzine alle donne più adulte, che investe l'ambito familiare ma anche quello lavorativo. Il corteo si è snodato arricchendosi sempre più di presenze, fino alla Villa Bellini, luogo simbolo del moto di protesta, perché la musica e l'arte di Rita Botto, Nunziata De Francesco, Puccio Castrogiovanni, Gerardo Maida e l'attore Valerio Santi interpretasse il dolore e invocasse il rispetto per il corpo delle donne. Non è un luogo sicuro, si litiga e a volte spuntano anche i coltelli. A Villa Bellini succede di tutto e lo stupro della tredicenne ad opera del branco, in questo caso un gruppetto di egiziani, è solo la punta dell'iceberg di una città che si interroga sulla sicurezza, cercando di trovare qualche soluzione al problema. Per molti la soluzione drastica e dolorosa è però non venire più a Villa Bellini o comunque sconsigliarla alle persone care. Chi vive la villa e non ha paura è questo gruppetto di ragazzini. Sono minorenni, parlano di tutto e commentano anche lo stupro della loro coetanea avvenuto nei bagni proprio di fronte alla panchina dove ci troviamo. A me dispiace comunque perché quel ragazzo non ha potuto fare niente. Se mi fossi trovato nei suoi panni comunque avrei provato a fare qualcosa, però secondo me non ha potuto fare niente, perché se voleva... Se tu avessi assistito ad una scena del genere, cosa avresti fatto nell'immediato? Ci avessi dato coppa. Se tu fossi stato presente o comunque avessi notato qualcosa, cosa avresti fatto? Ci sarei andato, ma anche su Scapocoppa, però ci facevo qualcosa, va. Ti è capitato a Villa Bellini di assistere ad episodi di violenza? Sì, eravamo con i miei compagni e gli altri avevano sempre cutetti, cose. Ci sono ormai bambini che si acchiappano sempre, cercano discussioni e vengono sempre 20 contro uno, così. Avresti chiamato le forze dell'ordine? Non lo so onestamente. Non hai fiducia nelle forze dell'ordine? No. Ma perché non ci sono o perché per altro? No, perché non ci sono. Perché nel momento del bisogno non vengono. Villa Bellini è anche un dormitorio a cielo aperto e al coperto. Il casotto che vedete, un tempo utilizzato per conservare attrezzi dei giardinieri, oggi è un rifugio di fortuna per senza tetto. Dopo lo stupro del 30 gennaio i controlli sono stati potenziati o quantomeno si nota una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Quanto è successo ci dice che dobbiamo fare di più e dobbiamo fare meglio, ma è quello su cui stiamo ragionando, coordinati dal signor prefetto. Più telecamere funzionanti e più uomini. Questa la soluzione per restituire dignità e decoro al giardino tanto amato dai catanesi. Presenza sul territorio. Se riuscissimo a organizzare una presenza costante di 4-5 persone, magari caratterizzati da un giubbino, da un qualcosa, che quindi dia a chi passeggia alla villa questa
percezione di presidio, di sicurezza, io credo che potremmo certamente dare una risposta esauriente, perché sono certo che tantissimi catanesi metterebbero parte del loro tempo a disposizione, anche una sola ora ogni 2 o 3 giorni, per farsi una bella passeggiata in un ambiente sano. Ci dovrebbero essere a breve delle notizie di natura normativa che riguardano Catania e che potranno far avvertire la presenza dello Stato in termini di sicurezza. Parliamo di soldati, quindi? Non di soldati, anche soldati, qualcosa che a noi interessa di più, di vigili urbani. 46 sono quelli che stiamo stabilizzando dopo che verrà data l'ultima proroga a quelli assunti 3 anni fa. 100 sono quelli che vogliamo assumere con risorse nostre, circa una trentina dovremmo poterli acquisire con il nuovo decreto sicurezza che è stato pubblicato un mese fa circa. E in più spero che ci sia questo sforzo importante per un contingente più cospicuo che ci permetta di, non dico di arrivare a pieno organico, però... L'ipotesi che qualcuno lo avesse tradito è stata una delle prime cose che Messina Denaro ha chiarito con i magistrati di Palermo nel corso dell'ultimo interrogatorio nel carcere dell'Aquila. Quel 7 luglio scorso il boss di Castelvetrano sapeva che stava per morire. Ai magistrati che lo invitavano a contribuire a ricostruire dei pezzetti di verità, il boss spiegò come aveva capito che non c'era stato nessun traditore, spiegando come era arrivato a questa conclusione. Ho letto le carte, non lo sapeva nessuno di questo male, a parte io, Andrea Bonafede, quello senza capelli, e solo se era pazzo si poteva mettere a dirlo, perché capiva che poteva essere arrestato. Gliel'ho detto a mia sorella, ma il sospetto che Rosalia lo avesse tradito non lo ha mai sfiorato. Mia sorella è lo stesso che essere io. Il punto è che io mi sono seduto in macchina e ho capito subito che per me era finita, perché già per essere voi alla Maddalena avevate tutto di me, fotografie, nome, dove andavo prima. Messina Denaro e ai magistrati che gli chiedono da dove vengono i soldi trovati a casa della sorella Rosalia poi arrestata risponde: mi servivano per mantenermi, il denaro di mia madre, perché erano soldi di famiglia, se mia madre poteva mi aiutava. E con i magistrati si lamenta delle indagini a carico dei suoi familiari. Io ho una famiglia rovinata, posso avere colpe personali, impiccatemi, datemi tutti gli ergastoli che volete, ma la mia famiglia sta pagando da una vita questo tipo di rapporto con me, perché mi viene sorella o mi viene fratello. Mi avete distrutto una famiglia, rasa al suolo, perché mia mamma, che è latitante o mafiosa? I verbali sono stati rivelati stamani nel corso dell'udienza preliminare a carico della maestra Laura Bonafede, la sua ultima amante storica. Messina Denaro ha poi confermato sempre ai magistrati di essere un mafioso e come tutti gli volevano bene. Un mafioso anomalo che non si è inimicato nessuno nel territorio perché rappresentava una sorta di garanzia, raccontato poi di come viveva da uomo libero a Campobello ma anche a Palermo. Poi le insinuazioni sulle stragi di Capace e Via D'Amelio, anche lì il boss insinua verità ancora da scoprire sulla strage di Capace e con fare accusatorio allude poi al depistaggio delle indagini sull'attentato costato la vita al giudice Paolo Borsellino. Dopo la bocciatura della legge salva ineleggibili e dopo i venti di crisi scoppiati con la seconda bocciatura, quella della riforma delle province, la maggioranza di centrodestra alla regione rischia di nuovo un flop. I rischi vengono dall'imminente votazione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni o settimane all'Ars sulla riforma dell'urbanistica che al suo interno contiene una norma che è stata già tacciata come sanatoria edilizia. È un articolo di legge che rende sanabili le case costruite in riva al mare e fino a 150 metri dalla battigia fra il 1977 e il 1985. La norma è difesa da Fratelli d'Italia che parla di rimediare ad una ingiustizia. In realtà anche i giudici del CGA hanno sollevato di recente dubbi sulla legittimità della legge che adesso si vuole abrogare, investendo della questione la Corte Costituzionale. Ma il voto in aula è un rischio all'indomani del doppio flop e dopo l'avviso mandato agli alleati dal governatore Schifani che ha detto chiaramente che non tollererà un eventuale ulteriore incidente di percorso. La strada per rinsaldare la maggioranza potrebbe adesso passare da un rimpasto di governo da fare ora oppure dopo le elezioni europee di giugno. Schifani ha incontrato ieri il presidente dell'Ars Galvagno e subito dopo il segretario della DC Totò Cuffaro. Lunedì inizierà un giro di consultazione con i partiti, mentre nel fine settimana gli stessi partiti si confronteranno al loro interno. La situazione è complessa, ma tutto potrebbe cambiare nel breve volgere di qualche giorno.
Arriva lo stato di calamità per la siccità severa in Sicilia. Lo ha proclamato la giunta di governo Schifani, riunita oggi a Palazzo d'Orléans su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino. La Sicilia infatti è l'unica regione d'Italia e tra le poche in Europa in zona rossa per carenza di risorse idriche. Stessa situazione si ritrova soltanto fuori dall'Europa, ovvero in Marocco e in Algeria. Una condizione che sta danneggiando agricoltori e allevatori già aggravati dalle conseguenze dei fenomeni atmosferici anomali che hanno colpito l'isola per tutto lo scorso anno, il 2023. L'allevamento degli animali è il settore più colpito per l'assenza di foraggio verde e la mancanza di scorte di fieno danneggiate dalle anomale precipitazioni del maggio dello scorso anno. Il governo regionale ha quindi dato incarico all'unità di crisi istituita e insediata di recente di individuare possibili interventi strutturali da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, salvaguardare gli allevamenti zootecnici e le produzioni delle aziende agricole, garantendo sufficienti volumi d'acqua. All'unità di crisi si è aggiunto anche il dirigente generale del Dipartimento Bilancio e Finanze per valutare le esigenze economiche per gli interventi. I primi di questi interventi riguarderanno proprio i foraggi da far arrivare agli allevatori, ma a seguire saranno varati altri interventi per le colture. La protesta continua. Sì, non ci fermeremo. Dobbiamo raggiungere uno scopo, se no che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente. Raccogliere frutta e verdura non ha più senso, non c'è guadagno. Così in tutta Europa continuano le proteste degli agricoltori. Oggi in strada anche a Siracusa, siamo a 2 passi da Ortigia. Il settore è molto in crisi, il grano è sceso, i mangimi aumentano, il gasolio aumenta. Non ce la facciamo noi. Siamo in via Malta, la corsia preferenziale invasa dai trattori. Il loro passo lento per smuovere le coscienze di tutti. Il comparto è in crisi. Queste arance, anziché distruggerle, le donate. Le stiamo donando, sì. Quest'anno il raccolto sarà abbastanza poco proficuo perché acqua ce n'è stata poco. Quindi ci accontentiamo di quello che c'è e quel poco lo doniamo. Loro vogliono incontrare il ministro Lollobrigida. Va tutelato il Made in Italy e va invertito il trend. Materie prime e gasolio hanno subito troppi rincari. Adesso servono misure di sostegno dal governo e dall'Europa. Chiediamo di dare qualcosa in più, di abbassare il grano, le sementi, di abbassare le sementi, di abbassare il gasolio. Le loro ragioni vogliono portarle anche a Sanremo. Volete portare le vostre ragioni anche a Sanremo, sull'Ariston? Sì, ma già ci sono dei nostri che ci hanno partito già da tempo. Ora vediamo quello che succede. La regione è pronta a dichiarare lo stato di calamità per la siccità, ma la protesta non si ferma. Da nord a sud la richiesta è una: salvare agricoltori e allevatori. È come se fosse stato risvegliato da un letargo millenario e restituito alla vita. Il Telamone, il gigante di pietra tra le colonne portanti del tempio di Zeus nell'antica Kragas dei Greci, è stato risollevato per mostrarsi non più coricato ma eretto come al tempo della ineguagliabile ingegneria akragantina. La statua, alta quasi 8 metri, adornava nel V secolo a.C. nella Valle dei Templi il Tempio di Zeus Olimpio, le cui rovine sono tra le principali attrazioni del parco archeologico. Dopo studi decennali è stato allestito un cantiere in cui gli archeologi hanno ricostruito una statua di Telamone che è stata sollevata come una sorta di guardiano del tempio. Il cantiere è ancora operativo e manca davvero poco alla scopertura del telo che copre il mastodontico Telamone incastonato in una struttura alta 12 metri. Il gigante di pietra è stato ricostruito combinando blocchi originali conservati da oltre un secolo nell'area del tempio. Un vero colpo d'occhio che sarà visibile e potrà essere ammirato da più zone. Un altro gioiello per il Parco Patrimonio UNESCO, un'altra attrattiva per Agrigento che si appresta ad assurgere a capitale italiana della cultura. La ricostruzione del nuovo Telamone non rientra nei progetti in cantiere per Agrigento 2025, ma sarà pur sempre una preziosa occasione attrattiva per i turisti. La macchina organizzativa del progetto Capitale Cultura tarda ad essere avviata, nonostante l'ottimismo manifestato dagli amministratori locali. Anche alla BIT di Milano il sindaco di Agrigento Miccichè non ha esitato a profetizzare un successo per Agrigento Capitale della Cultura. Tuttavia sono trascorsi quasi 11 mesi dalla proclamazione e ancora tutto è al palo, compresa l'essenziale fondazione, ovvero il cuore pulsante di tutte le iniziative e i progetti da approntare.
Teresa Mannino si affaccia sul palco di Sanremo e incomincia il suo show dalle scale. Non le serviva il palco dell'Ariston per dimostrare sin da subito che per brillare non occorrono lustrini e tacchi, ma delle piume che trasmettono leggerezza e non superficialità e una personalità enorme che ha rubato la scena a tutti. La comicità del Festival della canzone italiana quest'anno è tutta siciliana e dopo le incursioni di Fiorello, che vedremo sul palco dell'Ariston l'ultima sera, ieri è toccato all'artista palermitana far sorridere il pubblico, ma anche riflettere. E la Mannino lo fa con una spontaneità disarmante, una naturalezza incredibile e mai forzata. Lei, che arriva dalla gavetta vera, fatta di studio e palcoscenici poco conosciuti, di scrittura e di prove. Definirla comica è riduttivo, perché la Mannino, che ha conosciuto il grande successo grazie al programma TV Zelig, è laureata in filosofia e inserisce spesso citazioni filosofiche nei suoi spettacoli da tutto esaurito. Come ieri sera sul palco dell'Ariston, quando cita Protagora e parla del rapporto dell'uomo con il mondo che lo circonda. Gli uomini che preferiscono il potere sugli altri uomini, sulla natura, sulle donne, mentre lei, Teresa, la diva della porta accanto, preferisce il potere di far ridere, di cantare senza paura di stonare, che ha tutta un'altra energia. Proseguire sulla scia tracciata. Il Palermo vuole sgasare e inizia la corsa verso la promozione diretta. Domani a Piacenza, contro la Feralpi Salò, la sfida è insidiosa, ma comunque alla portata della compagine rosanero. Eugenio Corini cerca continuità. Il tecnico dovrebbe confermare quasi in toto la formazione che ha vinto e convinto contro il Bari. Pochi dubbi quindi, se non in attacco, dove il nuovo acquisto Traoré scalpita, ma anche Di Mariano è apparso in netto miglioramento. La partita che andremo a affrontare sabato a Piacenza contro la Feralpi è di una fondamentale importanza, perché può definire un percorso, può definire un'identità, può definire tantissime cose, e noi abbiamo piena consapevolezza dell'importanza della gara e ci sentiamo in un momento simile a quello dopo la sosta, quando siamo andati a Cittadella, che era un momento, una trasferta importante contro una diretta concorrente come il Cittadella, per fare una buona prestazione e portare a casa un risultato. Purtroppo lì non ci siamo riusciti e abbiamo dovuto ricominciare da capo. E il Palermo vorrà riuscirci domani. A centrocampo il Faro e Ranocchia, poi Gomez e Segre inamovibili. In difesa conferma per Diachité. In avanti ovviamente il punto centrale è Brunori. A Piacenza oltre 2500 tifosi rosanero. Per gli alibi non c'è più tempo e spazio, adesso il Catania è chiamato a dare risposte sul campo. La sconfitta di Picerno ha acuito il periodo negativo dei rossazzurri, che contro la Casertana devono dare inizio alla rimonta. I campani arriveranno al Massimino nella fase discendente del loro campionato, che ad un certo punto l'aveva visto anche a ridosso della capolista Juve Stabia, ma adesso sta pagando dazio con 4 partite senza vittorie. Lucarelli può contare sul rientro dopo la squalifica di Averi e tornano disponibili anche Celli e Cianci, che hanno superato i problemi fisici per i quali hanno dovuto saltare la trasferta di Picerno. Da valutare le condizioni invece di Di Carmine, ma la botta rimediata dovrebbe essere stata assorbita nel corso dei giorni. Il tecnico sembra orientato a schierare il 4-2-3-1, anche perché la disponibilità degli esterni offensivi potrebbero dare continuità di spinta nel corso della partita. E poi c'è Sturaro, il centrocampista che non gioca una gara ufficiale dal 9 dicembre in Turchia, sta completando il suo piano di rientro atletico e potrebbe già essere impiegato per una parte importante di gara, anche perché proprio a centrocampo ci sono i problemi maggiori per Lucarelli, che deve fare i conti con l'assenza di Zammarini. La scelta obbligata sembra quella di affidarsi al tandem composto da Quaini e Welbeck, ma con l'ipotesi anche di abbassare Teio oppure impiegare Contec, che nasce proprio come centrocampista. Insomma, saranno 2 giorni fondamentali per le decisioni in chiave formazione.